Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, raga, veramente crisi nera, partiamo malissimo con un'ultima posizione. Qualifiche con la pioggia, sbaglio alla curva prima del rettilineo, sì, del rettilineo diciamo della Clark, che adesso mi sembra sia la Clark, mi sono anche tolto, saluti, ciao. Il barrichello comincia con la pole, il barrichello vuole il titolo, raga. Macchine nuove, Toyota si gode, ma noi siamo crollati. Ultimi in classifica, non me l'aspettavo, sinceramente. Ma, ok. Raga, male, andiamo in gara. Pioggia ma leggera, quindi niente, poi non ci compete. Vai, andiamo, ma inizio difficile. Vai, raga. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Abbiamo una super macchina, però dobbiamo recuperare tutte le posizioni. Clutch out, we're Vai. green. Si parte, ragazzi. Voglio tenere la minimappa, però. Macchine nuove, livree nuove. You've fallen down to P21. Ho parlato un poco. Attenzione, diciamo che la partenza dobbiamo sfruttarla. You're, you're in P11. We've dropped down into P12. Diciamo che la sfida è sempre contro Rubigno, eh. Ultimo anno del Cume. You're in P11. We've dropped down into P12. Solito a Melbourne portiamo a casa la vittoria, ma proprio una qualifica obbrobriosa. Non azzecchiamo più una qualifica dall'anno scorso. Mamma mia, mamma mia. Vai, vai. You've fallen into P13. P13. Poi. Non sento, la macchina è un po' strana. Qua l'ho persa comunque. 13esimo, abbiamo recuperato tanto, eh. Attenzione, crisi Cuba. Staremo a vedere. Comunque oggi facciamo solo una gara, ecco, ho pensato per presentare la nuova stagione c'era solo la prima gara. Leggi Cubendiere. Il due volte che imprende il mondo Shumi Kume sembra un po' in difficoltà. Vediamo. P12. We have P12. Ma dicevo, ho parlato con quello che ha creato la mod, le sovraimpressioni cambieranno, nel senso non saranno proprio realissime, nel senso sono un po' Okay, a good suo pace. gusto. Carry on with the job you're doing. Guarda, qui mi chiude. Mamma mia ragazzi, che inizio difficile, Frenzy mi sta chiudendo come un porco. Quindi se ci dovrebbero essere altre sovraimpressioni sono ancora queste, poi cambieranno. Comunque attenzione, You're in P11. Frenzy ha rotto il You're in cazzo. P11. You've taken P11. Barrichello che vuole vincere il mondiale, stufo di vedere Schume come vincere. Il Kume Schume risponde, Tasbo. In veneziano tedesco. We're in 10th. Ok. 10th position. Purtroppo i primi sono in strafuga però, eh. Come sono cambiate le livree, raga. Nuove macchine, nuove scuderie, yellow flag, yellow flag. Ma siamo ancora decimi, raga, che disastro. Non sono molto soddisfatto, eh. Proprio per niente. You're in 9th. 9th position. Una gara favorevole poi 8th come... place. You're in 8th place. Siamo ottavi, siamo fuori dei punti, raga, eh. Che Montoya in Okay, good testa. pace. Carry on with the job you're doing. Montoya vuole vincere la prima gara in carriera l'altro anno, non ha fatto né una vittoria né una pole. È fuori dagli albi d'oro per il momento. Attenzione, proprio un esterno pericoloso. E poi si butta all'interno, grande mossa del Kume. Non ci credo. P7 now. P7. Che culo. Ma siamo a 2 secondi fratello di Shumi, da Ralph.
sono in fuga, però li possiamo prendere. Abbiamo la macchina per prenderli, Che è un Kume, il 2 volte campione in carica. Sembra un po' sottotono oggi. Dai raga, inizia la stagione 2002, l'ultima in Ferrari per adesso. Voglio fare il triplettone. Sento una macchina un po' più scorbutica rispetto all'anno scorso ed è strano perché la Ferrari quest'anno ha letteralmente dominato il mondiale. Mi sembra 140 punti, 144 Schumi, 77 Barrichello, poi gli altri ciao. E a caccia il Kume. Yellow flag ma dietro, yellow flag ma dietro. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Siamo lontanissimi dal... Non c'è neanche David Coulthard fuori trasmissione. Sato, foratura. P6, Ok. we have P6. Sto rimontando non con la prepotenza solita, però pian pianino stiamo arrivando. No, non ci You have credo. P5, P5. You're down to P6, P6. Non ci credo. Ci salviamo entrambi, sia io che Ralph, ma male, male, male. Ho fatto bei sorpassi, ma anche cagate. Ma sento la macchina scorbutica. Inizio non facile, dai, basta, ormai ho perso la possibilità di fare punti. Cioè, o si ritirano tutte davanti. Mamma mia, che brutto inizio di mondiale, raga. Devo svegliarmi in qualifica perché sennò so cazzi. Avevo nuovi piloti. Pippo Massa, ragazzi, Pippo Massa. Siamo in una nuova season. Dai, Kuma, involati. Montoya, se vince la prima gara, Montoya rido, Fuori McNish, il grande McNish. La Toyota ha grandi ambizioni. You're down to P6, No. P6. Allora, poi mi rallentano. Guarda, mi rallenta chiunque, è incredibile, incredibile. Molto nervoso il Kuma Shumi. Vabbè. Ragazzi, non devo You prendere have le misure. P5, P5. Devo prendere le misure. Devo prendere le misure, ragazzi. Non è la macchina dell'anno scorso. Mi scuso veramente, non potevo prendermi una penalità là perché voleva dire praticamente ciao. Chiedo venia, sono in grosse difficoltà. Yellow flag. Vabbè, ci sta, una prima gara così mandare 2 volte campione, no, però 3 volte la Ferrari, 2 volte il Schumi Kume, ma in grossissima difficoltà, una macchina che non ha ancora assimilato bene. Tanto Panis è vicinissimo anche, No, Panis è 2 secondi, dai. Vedi, vedi, cioè comunque veramente non mi sento a mio agio per il momento. Ormai se va alla grande finiamo quinti. Montoya in strafuga, se non ha problemi meccanici Montoya vince la sua prima gara finalmente per lui. Juan Pablotto. No, proprio non ce la faccio, ma ripeto, tante sbavature in una gara iper favorevole come Melbourne è strano.
Cerchiamo di salvare il salvabile, fare qualche punto. Perdo su Raikkonen. Ha tantissimi errori. Ok. Boh. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Guarda, va sempre lungo. Non ci siamo, Beppe. Non ci siamo minimamente. Un 2002 che non parte proprio benissimo. Bernoldi ai box. Sì, sto anche recuperando. Se riesco a fare dei giri positivi, recupero. Alex Young, motore. Button, perdita dell'olio. Purtroppo nessun ritiro davanti. Vedo della rosa, sospensioni. Mamma mia, tanti ritiri in sto settimo giro. Just 3 laps to go now. 3 laps. Ma non ho passo comunque, perché il fastest lap non riesco neanche a farlo. Montoya sta volando oggi, eh. Io sto anche recuperando, ma ormai mancano 3 giri. Dovrei fare un miracolo sportivo. Che neanche merito, perché comunque 2 errori grossi contro l'Alfa e Pippo Massa. Cioè, così senza traffico non riuscire a fare il fastest mi brucia un po'. Adesso però potrebbero rallentare le altre, speriamo. Speriamo in qualche errore davanti. Un po' di fortuna magari, grazie. In questo inizio di mondiale che vede il Cume in difficoltà. Massa ai box, Pippo ai box. E non penso sia colpa mia, probabilmente è stato un tamponamento o qualcosa. No, Dio. Ma stavo anche recuperando, ma porca trota. Niente, non sento la macchina, ragazzi. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Non sono ancora a mio agio. Ci sta perché ogni anno cambia la macchina, eh. Cioè, più leggera, più pesante, elettronica, non elettronica. Vuol dire che in questo momento la macchina non è proprio al massimo per le mie capacità. Tanto è brutto non vedere più Michele Hakkinen. Fisichella, foratura anche per Giancarlone. Peccato, se non sbagliavo forse potevo vederli. Beh. Sì, la macchina c'è, ragazzi, è un è un razzo sta Ferrari. Sono io che mi sto trovando un po' meno bene nella guidabilità.
Li sto vedendo adesso. Troppo tardi. This is your final lap of the race. Barrichello a me spaventa Montoya che se vince non penso sia pericoloso per il mondiale. Barrichello però già si piglia 6 punti. Guarda qua, sono qua. Gara da dimenticare, ma la macchina c'è. Non posso dire che la macchina non c'è. Mi bastava un altro giro. Dai. Devo prendere un po' di confidenza. Ralf Schumacher motore, mamma mia. Ma bastava un giro, zio, ok. Anzi, mezzo giro forse. Vai. Da un errore adesso. Peccato. Però mi dà speranze vedere che siamo qua. Vince Montoya intanto. Montoya vince, incredibile. Un giro e mi riprendevo. Peccato. Troppi errori all'inizio. Gara buttata via. Speriamo bene. Ma gara completamente buttata via. Vabbè. Ok, raga, possiamo andare. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Ok, ragazzi, ci vediamo per le classifiche. Saranno molto semplici, ovviamente, però inizio che mi delude un po'. 2 punti e potevo fare tranquillamente un secondo posto. Ragazzi, ecco la prima classifica con Montoya in testa, incredibile, ha fatto 17 punti l'anno scorso, è già a 10. E niente, prima vittoria stagionale, Williams in testa nella costruttori, Montoya abbiamo una vittoria, Barrichello Ferrari una pole, una gara, così. Qua ho messo obiettivo trasferimento perché tanto andiamo via sicuro. Raga, un saluto del comandante veneziano, inizia un po' difficile ma sono fiducioso per le restanti prove del mondiale. Ne mancano solo tutte praticamente. Ciao!